In occasione della festa di Santa Lucia che si celebra oggi, 13 dicembre, si evita di mangiare pane o altro cibo in segno di devozione alla santa e di pentimento. In origine la cuccia era semplice grano intero lessato e condito con olio. Secondo la tradizione, per cuccia si intende un composto di frumento, fave e ceci bolliti conditi con del vino cotto. La cuccia è anche un dolce tipico siciliano a base di grano bollito, ricotta di pecora o crema di latte bianca o al cioccolato. Viene guarnito con zuccata, cannella, pezzetti di cioccolato e scorza di arancia grattugiata. Oggi, giornata di Santa Lucia, si prepara la cuccia. Siamo qui col professore Di Monte dell'Istituto Enogastronomico Gallo e che ci spiega un po' come si fa. Allora, la cuccia in effetti è una tradizione siciliana, quella di utilizzare il grano in modo semplice. Questa tradizione riporta naturalmente la Santa, in quanto naturalmente un periodo di crisi in Sicilia, naturalmente con le navi sono arrivate in Sicilia e quindi hanno sfamato un po' la popolazione. Quindi questa tradizione riporta in effetti la nostra santa, perché in effetti è molto diciamo rinomata anche come è rievocata sempre ogni anno. Quindi la cuccia che viene messa diciamo a mollo almeno un giorno prima in acqua tiepida in modo tale che si possa diciamo ammorbidire un pochettino e poi dopo 2 giorni, un giorno massimo, può essere lessata. Quindi, ma nella tradizione oramai utilizziamo la cuccia, una volta naturalmente si consumava in maniera naturale, adesso naturalmente in funzione a quelle che sono le richieste dei giovani e quant'altro, possiamo mettere del cioccolato, del miele, un condimento diverso naturalmente in modo tale che sia più gradevole, perché in effetti è una tradizione che rievoca un pochettino la Santa, ma nello stesso tempo un po' per certi aspetti diciamo i nostri giovani hanno perso un po' questa identità, diciamo, a raffigurarsi con la Santa e quindi con le tradizioni. Noi oggi in effetti, dato che è il giorno di Santa Lucia, rievochiamo in questo caso la tradizione con la cuccia e altri prodotti o alimenti della tradizione siciliana, diciamo, come le arancine e quant'altro. Quindi oggi diciamo la giornata dedicata alla Santa, quindi Santa Lucia. Tanti auguri a tutti.